sempre riccardi dalla pulsione al cambiamento, una pulsione vera e propria, direi quasi patologica, e soprattutto dall'ideologia, non dallo studio rigoroso dei problemi e degli effettivi bisogni dei cittadini. In tutta la riforma non c'è, alla base della riforma non c'è una sola simulazione tecnica scientifica. Avevamo detto che gli ospedali erano di ottimo livello, anche la rete dell'emergenza, ma anche l'assistenza extraospedaliera, seppur a macchia di leopardo, in questa regione aveva cominciato a decollare, aveva decollato soprattutto a Trieste, ma anche lì perché? Perché le forze che avevano sviluppato il territorio erano i medici e gli infermieri che venivano dall'ospedale, perché la cultura sanitaria, la cultura clinica si forma in ospedale, altrimenti è semplicemente una parte. E arriviamo quindi a una legge regionale che in 2 o 3 anni ci ha portato a una crisi che era sicuramente annunciata, perché non aveva i presupposti tecnici per funzionare, e le evidenze degli danni sono assolutamente evidenti. Quando si diceva persone che devono fare 50 km per andare a fare quell'esame da una parte invece che dall'altra, pur avendo la struttura anche sotto casa per lavorare, è assolutamente qualcosa di irrazionale. Ma questo parleremo tra poco. Ecco, questo è un documento della NAO ASAMEC, il sindacato più rappresentativo dei medici, che nel 2014, quando aveva studiato il decreto di legge 59, che era appunto il disegno di legge 59, che era il disegno di legge della riforma sanitaria, già diceva che c'era il rischio di ridurre drasticamente la buona assistenza ospedaliera e senza che il territorio sia pronto per i nuovi compiti. Quindi per il malato si già prospettava quella volta, e penso che i fatti l'hanno dimostrato, si prospettava un vuoto di assistenza. E non è che il malato può aspettare 3 anni o 4 anni che si apra il fantomatico capo, ma di questo vedremo anche tra un po'. Vediamo, solo posti letto ce ne sono stati tagliati 600 quasi, 579. Su questo Gorizia è andata indenna, in compenso gli hanno distrutto mezzo ospedale, ma non i letti. Ed ecco, infatti, la delibera 929, che era successiva ma dell'anno dopo alla legge di riforma, vede che nel triennio sono distrutte 80 strutture complesse ospedaliere, cioè 80 reparti. Il 30% del totale, come si diceva prima, neanche un reparto di psichiatria è stato chiuso. A Trieste c'erano 2 reparti di chirurgia e 7 reparti di psichiatria, restano 7 reparti di psichiatria e la chirurgia diventa 1, esattamente come la Pisana, un reparto di chirurgia. Ecco, Gorizia e Monfalcone, io mi occupo di tutta la regione, ma adesso che sono dell'Isontino parlo di Gorizia e Monfalcone perché erano effettivamente 2 ospedali veri, con proprie esperienze, con tradizioni, con eccellenze, e un vero artificio ha deciso che 2 ospedali distanti 30 km l'uno dall'altro diventino un ospedale unico. Capite che è qualcosa di assurdo, che un ospedale unico possa essere distante mezz'ora di viaggio. Non esiste. Già gli ospedali che nascevano a padiglioni a distanza di 40-50 metri sono considerati anacronistici. Questo è, io la considero realmente una virtù. Ecco, la politica del taglio, è perché in questo modo Serracchiani e la Giunta mostravano al governo centrale che bravi che sono stati, cioè hanno fatto sì che sulla carta a Roma risultano che degli 8 ospedali piccoli ne risultano solo 4. Perché sono sì presidi, ma sulla carta sono 4 ospedali totali. Più le strutture complesse cancellate o dimezzate, i primari cosiddetti a scavalco, cioè anche a Gorizia e a Monfalcone avete il primario chirurgo che corre da Gorizia a Monfalcone e viceversa. E vediamo che proprio perché loro hanno considerato che, e devo dire che è offensivo, che la struttura complessa equivale alla poltrona. Cioè a un certo punto, se qualcuno ricorda la stampa di 3-4 anni fa, si parlava che bisogna togliere i primari perché i primari sono poltrone.
senza considerare che un'equipe, un reparto, ha un patrimonio culturale, delle tradizioni organizzative, delle tradizioni operative che sono frutto di studi e esperienza pluriennale di equipe di medici che si sono formati in decenni. Con un colpo veramente di mano sono stati cancellati strutture. A Trieste vi ricordo solo la prima chirurgica, aveva mi pare 100 anni di storia, ma era una poltrona e non serve più. Altra considerazione che tocca anche molto da vicino a Gorizia e Bisontino, il piano dell'emergenza della regione Friuli Venezia Giulia. Anche qui questo è un documento che ha fatto l'ANAO nell'ottobre del 2015. Hanno stabilito con una formula matematica, diceva la tedesca, che le ambulanze devono essere tante, le ambulanze, le automediche tante e così via. Noi siamo andati a cercare questa formula matematica nella bibliografia scientifica, non esiste, è inventata. Cioè, l'ho preso un numero e l'hanno messo là, dicendo questa è, non è vero nulla. E in questo modo hanno calcolato i mezzi di soccorso. Ma vedete come li hanno calcolati? Potete vedere, mentre ho preso la regione Marche perché è abbastanza simile come popolazione, eccetera, 1,5 milioni di abitanti, 9.000 km quadrati, 31 automediche. Quindi un'automedica ogni 50.000 abitanti, ogni 300 km quadrati. Da noi 6 automediche in totale, e ancora non ci sono 5, una ogni 200.000 abitanti, una ogni 1.300 km quadrati. Questa è la differenza, e guardate la differenza anche con l'Emilia Romagna, in cui abbiamo un'automedica ogni 390 km quadrati, una ogni 90.000 abitanti. Noi siamo realmente alla coda di tutte le regioni italiane. Cioè nessuna regione italiana ha un così basso numero di automedicalizzate. Tu penso che abbiamo l'elicottero che si alza ogni 10 minuti a Udine. L'elicottero si alza, io che vi posso assicurare che ho lavorato 15 anni come primario del pronto soccorso di Trieste, un viaggio su 10 dell'elicottero il paziente veniva dimesso il giorno dopo. Sì, perché l'elicottero deve volare perché altrimenti non dà i numeri. E vi ricordo ancora, non solo hanno tolto le auto, abbiamo le auto mediche più basse, ma addirittura dove avevamo strutture di pronto soccorso, vedi Gemona, hanno tolto il pronto soccorso, adesso hanno almeno messo l'auto medica, ma neppure quello. Questo è il dramma. E arriviamo ai CAP, i centri di assistenza primari. Anche qui meritano due parole, perché ho preso questa pagina del Piccolo di Gorizia di pochi giorni fa, dove promettono nuovi centri, 9 nuovi centri entro l'anno. L'unico centro che doveva aprire, quello di Cormò, semplicemente non decolla. Vi posso dire che a Trieste la tedesca in dicembre in pompa magna con tanto di nastro ha inaugurato 3 CAP, e dopo 20 giorni i giornalisti sono andati a vedere tutto chiuso, non sono mai partiti, li hanno inaugurati e basta, con 500.000 euro di spesa, tanto per essere chiari. Del resto, se noi andiamo a vedere le linee di gestione per la sanità regionale, vedete che nel 2015 si parlava di 2 CAP per ogni azienda, mai fatti. Allora nel 2016 hanno fatto un copia e incolla, altri 2 CAP sempre per ogni azienda. Non sono mai stati fatti. Gli unici CAP che funzionano sono quello di Muggia, Trieste e quello di Tarvisio. Ma perché? Perché erano dei poliambulatori e un giorno sono andati con la scala, hanno cambiato il nome, da poliambulatorio è diventato CAP e allora hanno aperto il CAP. Anche questo ha funzione. Questa era la centri qua andando veloci. Diciamo solo che questa era la legge regionale che appunto ha istituito i CAP, praticamente ha dato ai CAP i compiti che attualmente che già faceva il distretto. Cioè in pratica hanno aperto uno sportello in più, perché quello che fa il CAP è scritto qua è quello che fa il distretto.
Quindi si apriva nell'ambito del distretto una specie di scatole cinesi, può essere. Lei diceva che era drammatico le persone con l'epatite, no, aspettate, dopo è peggio. È tremendo ma è così. Lo so. Questa è la verità. È tutto quello che io dico ci sono riscontri, io non lavoro a giovane annunci come altri. Veramente tremendo. Un CAP ogni 20.000-30.000 abitanti, e questo era quello che diceva l'ANAO nel 2014. Non c'era nessuna indicazione organizzativa, nessuna stima dei costi, i dati a supporto del CAP erano già quella volta inesatti. Ma soprattutto, e qui mi ricollego a Riccardi, quello che non si è tenuto conto è che proprio nel 2013, in un editoriale del British Medical Journal, che forse è una delle riviste mediche scientifiche più stimate al mondo, è stato sostenuto che le evidenze a supporto del concetto che l'incremento delle cure territoriali possa ridurre i ricoveri dei soggetti anziani e fragili sono scarse, cioè non è vero che il territorio può sostituirsi all'ospedale, perché è evidente che se una persona anziana è disidratata, il territorio deve dargli da bere, ma quando è tanta disidratata che mi va in shock, è mica il territorio la cura, solo l'ospedale è in grado di curarla. Quindi alcune riflessioni, anche perché questo è stato detto in quel giornale. Ulteriori riduzioni dei posti letto nella vana speranza che aumentando i servizi territoriali si riducano i ricoveri potrebbe rivelarsi potenzialmente pericoloso per la cura del paziente. Questo deve essere chiarissimo. Non dimentichiamoci che noi stiamo andando verso i 3.000 e i 3 letti per 1.000, quando Germania e Francia hanno 5 e 6 letti, uno 5 e uno 6 letti per 1.000. Hanno caratteristiche più o meno come la nostra. E adesso vado in conclusione forse con la parte più pesante dell'intervento, il numero unico 112, tempi più lunghi, risposte incerte. Io quando ero, prima di essere primario del pronto soccorso, ero direttore del 118, un infermiere per lavorare in centrale operativa doveva avere almeno 5 anni di esperienza di macchina e avere anche un'attitudine alla centrale. Il personale che è stato assunto per il numero unico 112 deve avere il requisito di essere iscritto all'ufficio del collocamento, avere 3 mesi di esperienza di call center commerciale. Punto. Nulla altro. Andiamo avanti. Non si può. Ora vi ho riportato alcune segnalazioni che noi dall'ispezione che abbiamo ricevuto. Vedete CM ha chiamato per un incidente che è stato a terra, 10 minuti di telefonata. 10 minuti di telefonata. Andiamo ancora avanti veloci perché sennò non voglio sforare. Questo è un sottufficiale della finanza che ha chiamato il 112 perché 2 stranieri si minacciavano con la pistola, 10 minuti per avere la polizia in linea. Da ultimo, questi sono solo alcuni. Questo è un carabiniere, lasciamo stare la parte prima, mentre va a casa trova un incidente stradale, telefona al 112, gli dice il numero della strada, chilometro, dopo minuti di silenzio dice che non riesce a localizzarlo, quindi gli chiede se è sicuro di essere su quella strada, su quel chilometro. Questa è la realtà, questa è la realtà. E dopo ha detto che non sapeva chi chiamare, per cui il carabiniere gli ha detto chi chiamare, eccetera. 10 minuti di telefonata per un incidente stradale. D'accordo? E andiamo verso. Quindi vedete che la nostra sanità è stata semplicemente bombardata. Perché questa è la verità. Ed è stato un bombardamento che io vorrei dire a tutti. E purtroppo i risultati sono questi. E su questo la prossima giunta dovrà lavorare. Per cui sarà tanto da tenere, sarà da portare via le macerie e far ricostruire e rinascere. Ecco, concludo con alcuni flash su quello che secondo me, secondo i miei colleghi di protezione prima 2, si dovrebbe fare.
Intanto appunto ricostruire e far rinascere l'azienda. Può essere ancora attuale l'area vasta? Secondo me sì. Noi dovremmo lavorare su territori omogenei, perché non è possibile pensare a un'azienda che comincia a Gorizia e finisce a Pisana, lungo e stretto, una specie di pitone che si insinua nella regione. Un'altra azienda che mi va da Tarvisio fino a Codolfo, se non sbaglio, Marmo. esatto, e praticamente viene chiamata Friuli, sempre roba del genere, quella parte bassa. Cioè le aree devono essere omogenee, può essere anche molto grande, ma deve essere omogenea. Questo è il discorso. Anche perché poi non è vero che si risparmia a fare nella sanità, il più complesso costa di più, è mal governabile. Una volta si parlava di ospedali di 1500-2000 letti, erano pazzeschi. Gli ultimi gli ospedali modello che aveva poco piano all'inizio del 2000 sono ospedali da 500-600 letti al massimo, ma addirittura si diceva piuttosto che fare uno di 1200 se ne fanno due vicini di 600. Quindi tutte quelle storie che il grande è bello, il piccolo è brutto, ma questo qua sono delle idee del tutto strampalate dal punto di vista gestionale. È come, cioè il fatto che noi siamo tornati a Trieste a divisione di ortopedia di 80 letti, quando una divisione, una struttura complessa giusta sui 20 letti, 18 letti, cioè è come dire siamo tornati, fossimo in un regime militare, alle divisioni di 40.000 fanti, mentre prima adesso avremmo avuto le brigate di truppe speciali, cioè una follia pura. Dicevo, questa è la prima cosa da pensare. Poi quello che diceva Riccardi, netta separazione tra la gestione sanitaria degli ospedali e la gestione sanitaria del territorio. Sono due cose diverse, possono avere servizi in comuni come il provveditorato, la parte informatica, ma la gestione, cioè le direzioni sanitarie, devono essere assolutamente separate, perché si occupano di cose separate e altrimenti la struttura è troppo grande. Ricostruzione e rinascita degli ospedali di Monfalcone e di Gorizia, che devono essere due, perché non possono essere due edifici che diventano con un ospedale unico, sono due ospedali. L'assistenza sanitaria sul territorio, anche qui superamento della logica degli sportelli, cioè dei CAP, bisogna andare verso una gestione per processi e non per competenze, cioè quando io ho una persona anziana invalida a casa non devo portare il CAP, io devo avere una procedura che viene vista a casa e da casa si decide dove portarla a fare determinati esami. Questa è loro sono ancora per competenze, cioè quello sportello si occupa di questo, ovviamente ticket, l'altro sportello di quell'altro, ma questa è una gestione di 30 anni fa. Tutto quello che era gestione per la qualità vuol dire gestione per processi, e non è un caso che a Trieste io quando ero nel 118 ed ero nel territorio avevamo avuto un riconoscimento ISO 9000 come gestione per la qualità, nel giro degli ultimi 5 anni è stato perso. Adesso anticipo l'ospedale di Catinara che 8 anni fa ha preso l'accreditamento all'eccellenza Joint Commission, non fa l'esame in maggio perché non è in grado di sostenerlo dopo un anno e il territorio chiude anche l'ospedale. Da ultimo, due automediche, perché è assurdo che ci sia un'automedica a Gradisca dove non serve, perché una a Gorizia, una a Monfalcone, e questa è l'ultima diapositiva, cosa fare della centrale operativa 118 unica, del numero unico dell'emergenza 112. Per questo sarà un problema enorme. Le tecnologie sono messe là, ma possiamo noi tollerare che mentre fino a un mese fa la chiamata di soccorso durava 3/4 di minuto, 1 minuto l'ambulanza partiva, adesso ci vogliono 4-5 minuti per far partire l'ambulanza? Io ricordo che ogni minuto che passa si perde il 10% di chance di sopravvivenza per una persona in arresto cardiaco, ma penso anche a un incendio se mi arrivano i pompieri 10 minuti dopo. Questa è una follia e questo sarà un grosso problema, perché per fare questo hanno preso 5 milioni di euro, cioè abbiamo speso 5 milioni di euro per arrivare 5 minuti dopo. Questa è la follia. E avrei molto altro da dire, ma il tempo è